Sì, 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 bello applauso, anche voi, guarda quanti belli ragazzi, dai. Voi. Bene, andiamo a sfumare. Facciamo un applauso anche al tecnico sound e luci. Novi Ligure, come va? Tutto bene ragazzi? Ah, vediamo se sono più caldi gli uomini o le donne. Facciamo un bel applauso al mio 3. Ce la siamo? Ok. Gli uomini al mio 3. 1, 2, 3. Ehi, pochi uomini ci sono, guardate le donne. 1, 2, 3. Insomma, avete visto che insomma la vedo. Bene, allora, prima di cominciare ragazzi, vogliamo fare un po' di... voi siete tutti agitati voi. Ce la fai a calmarti? Dobbiamo chiamare l'ambulanza? Ce la fai ad arrivare a fine serata tu? Sì? Come ti chiami? Lorenzo, di dove sei? Di Nofi. No. Stai piangendo Lorenzo? No, dai, tranquillo, stai bello tranquillo. Quanti sono di Novi qui? Alzate là, ce la facciamo? Sì. Quanti di Novi? Invece il signore di dov'è? Di Novi e non hai alzato la mano. T'ho svegliato. Quanti di voi guardano Colorado? Vediamo un po'. Vedi, tutta una bella fila. Il signore cosa guarda? Oltre YouPorn, cosa guarda? Ho detto che c'ha gli occhiali così come lo diciamo. Il signore di Novi, scusa. Di dove sei? Crotone? Non ti incazzare, Tortona, questa, però Tortona è provincia di Pavia se non sbaglio, no? È sempre Alessandria, scusate, io con la geografia un po'. Bene, allora prima di cominciare ragazzi devo ringraziare innanzitutto Fabrizio per l'organizzazione, il nostro organizzatore e lo sponsor che è la Energy Car. Facciamo un applauso anche a loro perché questa sera siamo qui in questa bellissima piazza. Anche e soprattutto grazie a loro. Abbiamo il gruppo dei Pokémon, tutto a posto qui, sì? Sì, tutto bene. Cosa guardate voi nella vita? Cosa guardate? Colorado, lo guardate? Vediamo quante coppie c'è qui. Il signore è sposato? No. Come ti chiami? Francesco, sei sposato Francesco? La moglie dov'è? È andate là. Da quanti anni sei sposato Francesco? Ragazzi, però altrimenti se fate casino poi non esce l'artista, capito? Allora, tu che sei il capo dell'istituto qua, del carcere minorile di Tortona qua, come ti chiami hai detto? Lorenzo, mi raccomando, me li tieni sott'occhio tutti tu Lorenzo. Il gioco del silenzio, se qualcuno fa casino, sapessi bene. Francesco, da quanti anni sei sposato? 40 anni, condoglianze, veramente 40 anni di matrimonio, però vedi, 40 anni, vedi, sì, ce la facciamo. Sì, devo stare qui, no? Ogni tanto va via. Sì, ce la facciamo, sì. Devo cambiare forma. Cosa devo fare? Sì. Ce la facciamo? Sì. Allora, voi siete... ce l'ho fatta. Voi siete una coppia giovane, sì. Da quant'è che siete fidanzati voi due? 9 mesi, che bello. Sorridono ancora, facciamoli un applauso. 9 mesi di... sì, no. 9 mesi. No, non ne abbiamo un altro? No. 9 mesi, guardate. Sì. Stavo dicendo, 9 mesi. 9 mesi sta nascendo. Ok, allora attenzione ragazzi, tu dove hai portato la tua ragazza? Vedi? Se dobbiamo andare avanti. Sì, dai. Allora magari lo faccio da qui, si sente da qui? Ok, perfetto. Allora, come dicevo, signori, per esempio, Francesco, dove hai portato tua moglie la prima notte per conquistarla? Un posto dove l'hai portata a ballare? Non te lo ricordi? Sono passati 40 anni, però c'è un posto qui a Novi Ligure dove andate a ballare? Per esempio, perché vedi, dopo 9 mesi di fidanzamento, se io gli guardo la sua ragazza, guardate la differenza, lui fa subito così, abbraccia la ragazza e fa ehi, non me la guardare che t'ammazzo, ma è giusto che sia così. Invece lui dopo 40 anni di matrimonio, da solo, con i coglioni per terra,
Se io gli guardo la moglie, lui mi guarda e fa, la vuoi? Te la porto a casa. Però Francesco, dimmi il nome di una balera, di una discoteca dove si va a ballare di solito qui a Novi Ligure. Come si chiama? Luna Rossa. San Giuliano. Cos'è? Un istituto di ricovero, no? Allora, San Giuliano, prendiamo San Giuliano per buono. Adesso sì, provate a chiudere gli occhi. Sì, a San Giuliano, dove ci sono belle ragazze come voi di Novi Ligure, ma soprattutto ragazzi belli come Gianluca Impastato, anche dal balcone. Gianluca Impastato Show! Per le mani! Tutte Novi! Anche Giulietta dal balcone. Con le mani. Vai Francesco, anche tu, vai. Stai chiamando la moglie. Vai a sfumare, vai a sfumare, vai a sfumare. Si prova! Si prova! Funziona. Guardi che non è. Questa. Aspetta, proviamo bene. Gianluca Impastato Show! Grazie! Sono anche proprio... Sì. Vai, c'è il filo, c'è il filo. Che bello che sei col filo! Gianluca Impastato, 30 anni fotomodello! Un applauso! Sono io! Eccolo lì! Senta, Grazie! ma Gianluca Impastato, 30 anni fotomodello, ma il cognome qual è? 30 anni fotomodello tutto attaccato! E il nome? Gianluca Impastato tutto attaccato! Ah, c'è questo nome abbastanza lungo. Sì, se diciamo. mi dici Gianluca non mi giro, prova? Ah, aspetta, facciamo provare col pubblico. Cioè, se lo chiamiamo Gianluca non si gira. Al mio 3, 1, 2, 3. Non si gira. Gianluca Impastato, 30 anni fotomodello. 1, 2, 3. Sì! Eccomi! Sì. Allora, lei dice... È il carcere minorile di Novi Ligure. Allora, lei è un fotomodello. Sì. Dal nome si evince. Sì. Senta, ma adesso cosa sta facendo? Sto parlando con lei, in No. questo momento proprio preciso. No, dicevo a livello artistico cosa sta facendo? Niente, sono appena tornato ho girato uno spot qui a Novi Ligure Sì. sulla depilazione definitiva Ah, e l'hanno presa? per un pelo. Ah, Poi ho sfilato alla fiera del tiro al piattello sempre qui a Novi Ligure. l'hanno presa? Al volo. Ah, beh, sì. Benissimo. Sì, ci dica cosa ha fatto, Ho dai. fatto anche la fiera della castagna a Gavi. Ah, com'è andata? E due maroni che non ti dico. Sì, ma ha sfilato per grandi artisti della moda? Sì, ho fatto il provino l'altro ieri per sfilare per Dolce Gabbana. Ah, Dolce Gabbana, e l'hanno presa? A sorpresa da dietro. Sì. Lì è stato un successo. Diciamo che Dolce Gabbana l'hanno inserita nel mondo della moda. Mi hanno inserito. È più beh. corretto dire. Diciamo che se cerchi lavoro con Dolce Gabbana un buco lo trovi. Ah, beh, altrimenti... Lo trovano loro. Ah, beh. Stai tranquillo. Sì, facciamo un applauso a Novi. Senta, lei leggevo sul giornale che è stato a Hollywood, giusto? Sono stato a Hollywood e ho detto Sì. se faccio successo col cazzo che torno in Italia. Allora? Sono appena arrivato. Beh, 30 secondi sono appena arrivato. sì, ma cosa ha fatto a Hollywood? Ho fatto il doppiatore di film porno, Ah. però mi hanno licenziato subito. Come mai? Venivo prima dell'attore. Ah, beh. Però Però è inutile che ridete, anche lei ride sotto le gengive. No. Però nel 2016 Sì, uscirà un mio calendario sì. che ho fatto con altri 11 attori hard, tra cui Rocco Siffredi. Ah, lei ha fatto un calendario hard? Sì. Sì, che mese era? Febbraio. Come mai? Ero il più corto. Ah, beh, sì. Infatti sfatiamo questo mito che Gianluca Impastato è un grande amatore, perché diciamolo che lì sotto quella puntina che hai nei pantaloni, dai. Chiedi a tua sorella. È lei che me l'ha detto.
Gianluca Impastato. Quanti bastardi che applaudite la battuta di Astorre? Sì, sì. Senta, lei ha avuto tante donne, nonostante... Tantissime donne! Nonostante- Essendo un fotomodello ne ho avute veramente a bizzeffe. A bizzeffe, perciò diciamo, siamo curiosi. C'è la no? legge sulla privacy. No, ma ce lo dici, ci dica qualche nome, Beh, dai. diciamo che sono stato con la Sabrina, Sì, la Stefania, sì. la Manuela, la Monica, la Valentina, la Wanda, la Veronica, Senta, ma di queste donne, qual era la più profumata? la Vanna. Ah, Lei era profumatissima. Donne che mi si danno tutte al 100%, tranne una che mi si dà solamente al 22%. chi è? L'IVA. Però ogni anno aumenta. Beh, speriamo che arrivi il più in fretta possibile, almeno il 25%. No, lasciamo perdere. Senta, lei ha sfilato anche per dei grandi artisti della moda, diciamo che ne so. che io ho lavorato anche per Valentino. Ah, Valentino, Sì. che bello, il rosso Valentino. E cosa faceva per Valentino? Gli lavavo la moto. Ma no, non è quel Valentino Poi lì. sfilerò in Cina settimana prossima per una nuova linea di pantaloni energizzanti cinesi, Ah, e che pantaloni sono? i ginseng. Ah, beh, sì. E E poi ha fatto anche televisione, ho per fatto esempio. televisione, Sì, non sì. so se mi avete visto, settimana scorsa ho fatto Affari tuoi, Affari tuoi, e cosa faceva? i cazzi miei. Papale, ve l'ho detto. Sì, poi ha fatto tante altre cose. Ma cosa c'è? Scusate, ma è che sono diventato testimonial di questo nuovo detergente intimo messicano. Ma scusi, ma cosa c'entra? È nel mio intimo Cecini ed è un disastro, devo ammettere. Vabbè, è così. Senta, guardandola bene, Sì. perché lei sicuramente è un grandissimo fotomodello, ma per caso lei 3 anni fa è stato il testimonial di cavalli? Sì! Gianluca è passato! Come va qua? Hai rotto i coglioni, cioè, Ah, scusa, no. te lo volevo dire, ma No, era per intrattenere il pubblico. Signori, è bellissimo essere qui a questa fantastica festa qui a Novi Ligure. Ciao a tutti! Non dovete rispondere a sto cretino qua, eh. Masalkir, salutiamo anche i nostri amici arabi. The best, alhamdulillah. Oh, vengono addirittura... Da dove venite voi? Dal Marocco, vedi, dal Marocco per vederla. Il Marocco è famoso, Gianluca Impastato. Signori, non gli dia retta questo qua, perché sennò andiamo avanti un'ora. A Tito Fernando. Sei un grande artista, ho detto. Ah, ok. Sì, sono molto contento di essere qui a Novi Ligure. Io devo ammettere che sono felicissimo di essere qui. Volevo ringraziare l'organizzazione che mi ha voluto fortemente a questa serata, perché io arrivo da una tournée internazionale. Arrivo direttamente in aereo da Vignole Borbera. Vignole Borbera, Ah sì, Vignola. dove ho fatto questo spettacolo ieri sera. Sono arrivato in aereo. All'aeroporto di Novi Ligure ho chiamato l'organizzazione e gli ho detto: scusate, c'è qualcuno che mi può portare qua in piazza Novi Ligure? Assolutamente sì, mi hanno detto. Tu sei Gianluca Impastato, il comico più importante di Colorado. Ti facciamo venire a prendere dalla macchina presidenziale che fu del presidente americano Bush. Infatti siamo arrivati. Con l'autobus. 500 metri, facciamo un applauso all'organizzazione! Grandi! Bravi! E comunque, quanti di voi vedono Colorado? Alzate le mani? Vai Franco! Molto bene, giù le mani. Quanti di voi vedono Zelig? Ok, fuori le maroni. Allora, me li mandi via per favore, perché Fabrizio. mi avevate detto che era solamente gente che vedeva Colorado. No, ma Gianluca. Lei vede Colorado? Ma poi le capisco le No, battute. allora, volevo fare una cosa però, Gianni. Sì. Lui è Gianni Astone, quando c'è una battuta che non fa ridere è perché è sua. Quelle che fanno ridere sono le mie. Sì. Che poi sono... È vero, vedi la voce della verità. Allora, Chi l'ha io detto? però volevo cercare di capire che spettacolo fare in base anche al pubblico che ho di fronte a questa sera. Facciamo un sondaggio calcistico. Quanti di voi sono tifosi dell'Inter? Si facciano sentire! Quanti sono tifosi del Milan?
ascolta adesso. Quanti sono tifosi della Juventus? Ok, pieno di meridionali stasera. No, ma non importa. Allora facciamo l'altro spettacolo. perché No, ma no, Volevo fare l'altro e niente, farò. facciamo quello per i meridionali. Esatto, facciamo quello per i meridionali. Quanti meridionali ci sono qui? Alzate la mano, di origine. Ma di dove? Calabresi? Calabria di dove? Bovarino, esiste? Esiste. Ma ti ricordi quella volta che siamo andati in Calabria? Ah, allora, la Calabria, devo dire che poi, possiamo dire che Torino è la città più grande. Torino è la città più grande della Calabria. Ehi. Tu pensi che... Volevo dire una cosa, lo spettacolo non è interattivo. Quindi stai zitto. Come ti chiami? Matteo, Matteo che in latino vuol dire cagacazzo. Cioè, No, perché... te lo volevo dire, ma... E infatti ho avuto la conferma. Ti ricordi quella volta che siamo andati a vedere la partita della Juve a Torino e mi sono perso, invece di uscire a Venaria Reale entro in città, mi perdo, ho detto caspita fammi chiedere a un piemontese dov'è lo stadio, apro il finestrino, dico mi scusi lo Juventus Stadium, mi guarda e fa oh Juventus Stadium allora devo andare sempre dritti la prima, la seconda, minchia mi sono perso veramente. Cazzellate in Calabria sono arrivato qua. È bella la Calabria, quando siamo stati in Calabria Gianluca. Allora, la Calabria è la regione che più viene incontro alla popolazione nel momento di crisi che stiamo attraversando. Perché venivamo già da un tour, perché Gianluca porta il nome impastato, che è siciliano. Quanti siciliani sono qua? Vedi? La Sicilia ce l'ho nel cuore. Infatti Gianluca, quando tu sei tornato in Sicilia, sì, qual è stata la prima cosa che ti ha colpito dalla Sicilia? Un proiettile. Appena sceso dalla scaletta dell'aereo. Ma la cosa non mi aveva sorpreso perché l'anno prima aveva preso l'altra gamba. Infatti ci ritorni. No, ci resto proprio. Prima o poi ci resto. Però la Calabria è la regione che viene incontro alla crisi in questo periodo, perché siamo andati a fare una serata in Calabria. Ragazzi, veramente. C'era un ristorante dove c'era scritto entrate, mangiate, bevete, pagheranno i vostri nipoti. Siamo entrati dentro, abbiamo mangiato di tutto, stavamo uscendo fuori, è arrivato il cameriere e fa ma dove state andando? Ho detto cazzo questi parlano ancora latino, ho detto antare santarum antarem. Ho detto guarda abbiamo mangiato, fa conto. Ho detto ma come un conto? Ma se fuori avete scritto che pagheranno i vostri nipoti, per questo è un conto che ha lasciato tuo nonno 30 anni fa. È bello perché ogni regione ci dà modo di raccontare un aneddoto. Siamo stati in Sardegna, regione bellissima, a fare una serata in Sardegna. A un certo punto quello che ci viene a prendere all'aeroporto mi fa io adesso vi faccio fare una scorciatoia. Va bene, facciamo questa scorciatoia, solo che a un certo punto la strada si interrompe perché c'è un fiume che attraversa perpendicolarmente la strada e faccio bella scorciatoia. Fino a ieri non c'era, mo c'è, mo che facciamo? Passa un signore dall'altra parte del fiume e gli faccio scusi, si può passare qua con la macchina? Passa! No, dico, non abbiamo un SUV, abbiamo un'utilitaria. Se ti ho detto passa, passa. Faccio, vabbè dai, schiaccia questo acceleratore che andiamo. Abbiamo schiacciato l'acceleratore. L'acqua era profonda 1,5 metri. Sono uscito dal finestrino, non sto scherzando! Dal finestrino! Me la sono presa con quel signore e faccio, mannaggia se ti pecco! Non avevi detto che l'acqua era bassa? E che ne so, io ho visto che alle papere gli arriverà qua l'acqua. La Sardegna. La Basilicata, altra regione fantastica. La Basilicata, andiamo a fare una serata a Matera. Come si chiamano gli abitanti della Basilicata? Non lo sapevamo. L'abbiamo chiesto a un signore che stava vendendo la frutta sul ciglio della strada e faccio, scusi, lei è lucano? Lui mi risponde e mi dice, no, sono padrone, Lucano è quello sotto l'albero. Un cane che aveva un semaforo in testa. E faccio, scusi, perché un semaforo? È un incrocio, mi ha detto. Un incrocio. Sapete come si chiamava il cane? Stop, vieni, via. Però sono cose che succedono veramente. Quando siamo stati a Napoli, ti ricordi Giallo? Napoli è fantastico. Pensi che siamo stati a Napoli, ragazzi, siamo entrati in un autobus per andare a fare uno spettacolo, c'era un pullman pieno di gente così, è entrato un delinquente a una fermata e fa ma Rinaldo questa è una rapina! Oh, c'era una signora anziana dice a me che fa oh mamma mia che paura, pensavo fossi controllore. A Napoli un mio amico amava così tanto giocare a poker che a un certo punto la notte alle 4 del mattino va sotto casa del padre e lo chiama papà! Il padre si sveglia, che c'è quest'ora della notte? Che c'è che ti svegli tutto il quartiere? Papà, ho giocato a poker!
questa notte. Tu con 4 assi in mano, che cosa avresti fatto? 4 assi in mano, la casa vi sarei giocato. E appunto, scendete, scendete. Napoli è bellissima. Abbiamo visto gente che scioperava per trovare lavoro. Infatti, ma c'è qualcuno di Napoli qui? Alzate la mano. C'è un napoletano, c'è sempre. Cioè, lavoro a Napoli. Abbiamo fatto una serata a Napoli, a un certo punto siamo stati fermati da un corteo che diceva vogliamo lavorare, vogliamo lavorare. A Napoli. Infatti poi c'era un nostro amico impresario del nord che è andato da un napoletano tra 20.000 e gli fa uè, te mi sembri uno simpatico, domani vieni a Milano a lavorare nella mia fabbrichetta. Fa il napoletano, cazzo, mi sta tanta gente proprio a me. Potete fare un applauso, sono gratis! Bravi! Piemonte. Che bella regione. Però devo dire che la voglia di viaggiare me l'ha trasmessa geneticamente mio nonno. Mio nonno che ha vissuto per tutta la vita... Sta cagando. L'unico posto a sedere ce l'ha lui. Come ti chiami? Non mi chiamo. Non ti chiami? Mi chiamo con gli altri. Possiamo chiamare l'ambulanza? Cioè, e se la ride anche. È la prima volta che il pubblico prende per il culo il comico. A Novi Ligure. Hai visto? Ma tu sei di Novi Ligure? Sì. Sempre il sinonimo prima. Ti ho chiesto qualcosa a te? Guarda, con quell'accento non penso che ti Novi Ligure. Comunque. Di dove sei? Campanico. Campanico. È là la campagna. Che non so più che cazzo dire, quindi andiamo avanti. Allora, signori, lasciando il nostro amico della Campania lì seduto. La voglia di viaggiare me l'ha trasmessa mio nonno che è vissuto per tutta la vita in un paese della Sicilia che si chiama Alcamo, e lui vedeva il mondo con i miei occhi, perché io facevo l'animatore dei villaggi e io tornavo dai villaggi, dai posti che avevo visto e gli raccontavo tutto, e lui impazziva da questa voglia di vedere il mondo, che mi chiedeva mi faceva mille domande, e ogni volta che io partivo per una stagione gli facevo sempre la stessa domanda: beh Gianluca, dove te ne vai quest'anno? Questo per farvi capire com'era mio nonno. Faccio, beh nonno, quest'anno faccio un mese a Zanzibar, un mese alle Seychelles, un mese alle Mauritius e un mese alle Maldive. Lui mi rispondeva e mi diceva, bravo Gianluca, la stai girando tutta l'Italia. Questo era mio nonno. È un girovago. No, era un girovago, tant'è vero che io quando andavo a casa sua a dormire mi svegliavo e ogni mattina gli parlavo una lingua diversa e dicevo, nonno, how are you? Nonno, bonjour, comment ça va? Nonno, guten Abend. Nonno, Calispera. Era bellissimo. E lui mi dice, ma come fai a sapere tutte queste lingue? Faccio, beh non è semplice, un po' viaggio e quando non posso viaggiare ho comprato questa radio digitale con la quale mi posso collegare con tutte le radio del mondo e io imparo anche la giusta pronuncia delle parole. Lui è impazzito di Jeff, la compro anch'io. L'ha comprata. Ma mi sa che non funzionava bene quella radio, perché dopo 2 settimane io sono tornato a casa a dormire da lui, mi sono svegliato e gli ho detto, nonno, how are you? E lui... Era così, mi hanno fatelo! Anche lì in fondo, mi vuoi sentire caldi? Anche il Sotto le bancarelle. Mio nonno, senza fare mai un giorno di lavoro. Sì, un record. Sulla lapide gli hanno scritto riposa in pace. Ancora. Non hai mai fatto un giorno di lavoro, riposa in pace. La cosa bella del sud è che c'è anche l'ironia nel momento più tragico, sì, nel momento del trapasso. E se tu vai a vedere gli epitaffi, sono tutti ironici, simpatici, vai anche con uno spirito diverso. Per esempio, quando nel tuo paese in Sicilia è morto il salumiere, cosa ci hanno scritto sulla lapide? Con affetto. Quando è morto l'idraulico? Una grande perdita. Quando è morto l'elettricista? Si è spento improvvisamente. Cioè, per dire, fatelo, ma è vero, Ma in maniera simpatica. Andate a vedere. Però Gianluca, devo fare un appunto che l'epitafio più bello è a Taranto, nella mia città, dove è dedicato a mio zio. È a mio zio. Mio zio era uno che tradiva la moglie. Pensate che mentre stava tradendo la moglie con la sua amante, nel massimo dell'amplesso, infarto, è morto. Sulla tomba ci hanno scritto come è venuto, se n'è andato.
Guardate che è una roba incredibile. Evviva il Sud! Vai, Evviva il Francesco! Sud! Comunque Gianluca Impastato 30 anni fotomodello. Una volta. Una volta, adesso ho superato i 40 anni e fra i 30 e i 40 anni cambiano tantissime cose. A 30 anni tu vedi una bellissima ragazza, come ti chiami? Nicole, vedi Nicole, ti batte forte il cuore, sei innamorato. Dopo i 40 tu vedi Nicole, ti batte forte il cuore, potrebbe essere un infarto. Non è una cosa da sottovalutare, amici. Io a 30 anni avevo un ascendente pazzesco con le donne, ma veramente vi sto dicendo, io avevo 3-4 donne alla settimana. Per intenderci, mi ero fidanzato con una studentessa di giurisprudenza che a un certo punto mi fa: Gianluca, andiamo a casa a fare l'amore. Porca miseria, ho preso la macchina di corsa, imprendono tempesta ormonale, via di corsa a casa. Neanche entrati in casa che lei ha cominciato: ah sì, sì Gianluca, ah sì Gianluca, io stavo ancora parcheggiando la macchina in box, L'amore wifi, l'amore del terzo millennio. La Bluetooth. Dopo i 40 ho cominciato ad avere dei grossi problemi, proprio nel punto dove io mi sentivo fortissimo, il sesso. Mi sono fidanzato con Veronica, una veterinaria di 42 anni, che mi fa: Gianluca, andiamo a casa a fare l'amore. Ho detto: andiamo. Siamo andati a casa a fare l'amore, mi ha detto una cosa che mi ha mandato in crisi. Abbiamo cominciato a fare l'amore, so che ci sono i più piccolini, ma non vi preoccupate, perché lei mi ha detto questa semplice parola. Cominciamo a fare l'amore, lei comincia subito con: dammelo tutto. Lo voglio tutto. Dammelo tutto. Dammelo tutto. Dammelo tutto, dammelo tutto, dammelo tutto, lo voglio tutto, dammelo tutto, dammelo tutto, dammelo tutto, dammelo tutto, dammelo tutto, dammelo tutto. Dopo un quarto d'ora di dammelo tutto, gli ho dovuto dire: amore, guarda che è tutto. Te lo dico, ma perché se no chiamiamo Gianni, facciamo la somma. Non vorrei avessi troppe aspettative. Gli spiedini facciamo. Sai, al buio. Cioè, lei si è indispettita e mi fa: Gianluca, guarda che lo spettacolo tu lo fai sul palco. Guarda che oggi voglio venire almeno 5-6 volte. Ho detto: che problema c'è? L'indirizzo lo sai, il citofono pure. Per me puoi venire quante volte vuoi. È venuta poi? 8 volte. Faceva freddo col cappotto. Col citofono, il citofono. Amici. Bravi, applaudono chi ha avuto la E stessa devo dire che esperienza. gli amici dovrebbero aiutarti. Io non sono stato così fortunato, perché questo signore qua, Vabbè, a me è successa una cosa incredibile, facevo l'amore con una donna a casa sua, alla fine mi fumo una sigaretta, c'era la foto di un uomo sul comodino, gli faccio: scusa, ma quello lì chi è? Dice: ma niente, dimmi chi è, niente, dimmi chi è! Dice: niente, ero io prima dell'operazione, va bene? per dire quante cose succedono dopo 40 Hai anni. capito, Francesco? Io prima dell'operazione me l'ho svegliato un attimo, Francesco. Tanto volevo salutare il mio carissimo amico, lui. Chi è? Sono contento perché lui è l'orgoglio di Novi Ligure. Pensate, non ha mai fatto cilecca con le donne. Lui è sempre pronto. Ah, e chi è? Eddie Marmo. Eddie. Eddie. Facciamo un applauso a Eddie. Mamma mia. Stiamo parlando di cose così un po'. Ah, lo conoscevi già allora? Certo. In arte Francesco. E insomma, Gianni a un certo punto mi fa: ma Gianluca, tu per arrivare al tuo rapporto di coppia dovresti provare qualcosa di più piccante, dovresti provare il ménage à trois. E gli faccio: scusa, che cos'è questo ménage à trois? Ma no, niente, tu riusciresti per esempio a vedere la tua fidanzata che fa l'amore con un tuo amico? E gli ho detto: no che non ci riuscirei. Lui ha guardato l'orologio e fa: beh, se vai a casa adesso secondo me ci riesci. E Sono andato. Ho fatto irruzione in casa e li ho beccati che facevano l'amore. Sapete lei cosa mi ha detto? No Gianlo, amore mio, non è come credi. Ah, è molto meglio, ma va a fare. No, perché quando mi girano, ragazzi. Ma con chi era a letto? Guarda, lui è il mio insegnante di Zumba. Lo vedo che state zumbando, bravi. Vabbè, fanno esercitazione. E allora devi fare una cosa sola. Sei single. Hai 40 anni, dove puoi andare? Nei locali per single. Siete mai stati in un locale per single? Io sono andato nel primo che mi hanno detto, sono entrato
Cazzo, ero da solo. Ho detto così è un po' troppo single, sinceramente. Sono entrato in un altro. Mi si è parata davanti una ragazza che mi fa: oh, come sei carino. Senti, andiamo a casa mia o a casa tua? E faccio: no, alti. Io non voglio avere nessun tipo di relazione col genere femminile. Voglio bere qualcosa al bancone, là al bar. Voglio stare da solo per i cavoli miei. Questa qua si è presa subito male e mi fa: non sai quello che ti perdi. Guarda che io ho un corpo della Madonna. E faccio: lo so, però la faccia è di San Giuseppe. Quindi, levati! Voglio andare a bere qualcosa! Oh, fatelo! Che cavolo! Però ti è capitato anche a te ogni tanto Una sera, sì, ragazzi, in una discoteca mi si è avvicinata davanti a me una che era alta 1,40 per 1,80 di larghezza. Sembrava la moglie di Barba Papà questa qua. Mi si è fermata vicino e mi guardava così. A un certo punto mi fa: ehi, guarda che stasera sono da sola a casa. Ho detto, e chiudo pure la porta, ho detto, non so. Che non si sa mai. E poi dici, caspita, ma a me da buon meridionale mi piacciono le donne formose, no? Però questa qui mi fa: ma perché non ti piace? Ho detto: guarda, non sei il mio tipo. Mi fa: guarda che io ho avuto 3 figli. Ho detto: guarda bene dentro che ce ne saranno ancora altri 3. Ho detto. Però sei un po' cattivo. Ma no, una cosa che avevi imparato però andando nei locali per single o nelle discoteche dove speri di rimorchiare è quello che tu capisci da come balla uno, da dove viene. Se è uno che viene da Milano o uno che viene da Napoli, per esempio. Dal modo di ballare. Dal modo di ballare, tu capisci da dove vengono le persone. Dove siamo? Allora ragazzi, attenzione, adesso siamo all'Hollywood di Milano. Conoscete l'Hollywood? Ragazzi, siamo all'Hollywood di Milano, guardate come balla un milanese, non può sudare perché il giorno dopo deve andare a lavorare, guardate. Hollywood! Tutti insieme Hollywood stasera. L'ultimo drink di domani mattina alle 8. Stessa discoteca, come balla un napoletano che il giorno dopo non ha un cazzo da fare, guarda. C'è il dissa. Ci vediamo fra poco, grazie! Questo è ancora il cenone di Capodanno in Puglia, che devo digerire. Di nuovo, cosa vuoi fare da grande? Un cazzo, meridionale. Ha detto proprio un cazzo. No, cosa vuoi fare? Il DJ. Il DJ. Un altro drogato, no, per dire. Ragazzi, io ho un figlio di 6 anni, è un bastardello. Siamo andati a Natale giù in Puglia dai miei fratelli e andate da mia sorella. Gli fa: zia, dici, ma tu perché non c'hai figli? Dici: perché la cicogna non me li ha ancora portati. E mio figlio gli fa: zia, è prossimo Natale e vedi cambiare uccello. Mi fa. Ma è incredibile, mio figlio è venuto da me e dice: papà, come sono nato io? Dice: ti ha portato la cicogna. Papà, ti sei trombato pure la cicogna, mi fa. Sono così, la didattica è cambiata. Una volta c'era a scuola, Luca, tu avrai la mia età, 43 anni, c'era la didattica, si diceva: chi ha preso la Bastiglia a Napoleone? Domande semplici, per esempio, indovina, indovinello, chi fa l'uovo nel cestello? La gallina, va. Invece loro non lo sanno, perché è cambiato. Invece immagina reintrodurre la stessa didattica in una scuola di Catanzaro, in Calabria. A un bambino calabrese di 6 anni che ti guarda così. Gli dici: chi fa l'uovo nel cestello? E il bambino ti guarda e fa: io mi faccio i cazzi a me, mi faccio i cazzi. È cambiato tutto, ma guardate come educano, ragazzi, i miei fratelli milanesi, i figli, e i miei fratelli tarantini. Eravamo a Natale. A Natale mio nipote mi chiedeva al tavolo la Coca-Cola così con un'educazione francese, mi diceva: zio, mi passeresti la Coca-Cola? Sembrava il figlio di Malgioglio, un ricchiongello. Per favore. Ho detto: mamma mia che bello, tieni nipote mio, sono felice di te. Educazione massima. Guardate la stessa scena a Taranto, mio nipote tarantino, dall'altra parte del tavolo mi guardava così. A un certo punto mi fa: zio, la Madonna. Mi fa: passami la Coca-Cola. Ho detto: io maleducato che non sei altro, sono tuo zio, mi devi portare rispetto, va bene? E poi non ho sentito la parolina magica. Ho fatto bene, signore, ho fatto bene? Mio nipote mi ha guardato e fa: abracadabra, passa questa cazzo di Coca-Cola, veloce. Mannaggia la miseria, mannaggia. È così.
io mi sono trasferito a Milano da un po' di anni, Luca, però chi è stato all'Expo a Milano? Bellissima, io vi racconto questa veloce, poi arriva un grandissimo personaggio. Ero il giorno dell'inaugurazione, il 1° maggio all'Expo a Milano, ero in Piazza Duomo, milioni di persone, a un certo punto ho visto uno sbandato prendere un piccione, è andato dietro una colonna e si è abbassato i pantaloni. Ho detto, "Ehi, ma che fai? Maleducato che non sei altro." Fa, lascia stare quel piccione, fa, no, dice, adesso deve capire cosa significa cagare in testa alla gente. Fa. Le cazzate che si dicono a Milano. Mariello Prapapappo attraverserà il nostro percorso. Eccolo lì, maestoso Mariello Prapapappo. Un applauso grande al mondo, l'uomo che attraversa tutti i pianeti. Ha scoperto anche... Beh, veramente, grazie regia. Beh, veramente che accoglienza. Che accoglienza Novi Ligure, che accoglienza. Veramente mi fate sentire in un centro di accoglienza, che bello. Mariello Prapapà, signor Mariello. Sì. Ah vabbè, senta, come vede qui in prima fila ci sono tutti i bambini. Sì. Perché speravano che lei arrivasse col suo prode cavallo Furiello. E purtroppo non potevo arrivare col cavallo, perché non c'erano i permessi per stare col cavallo qua. Ah mannaggia. Anzi, devo mandarlo via il cavallo. Ah sì? Scusate un secondo, Ma dov'è? è là in fondo. Furiello! E non puoi stare qua, te ne devi andare! Non puoi stare! Via sul ponte! Via sul ponte. Via sul ponte! Cavalca via! Ah! È andato. Un applauso a Furiello anche. Se non gli dico la parola magica lui non va via. Signor Mariello, ma come mai questa barba? E vengo dalle Barbados. È un souvenir. Ma anche i capelli si sono allungati un po'. Certo, ma perché io ci tengo ai miei capelli. Sì, ma ogni tanto se li taglia. Certo, sì. tutti i giorni. Ah, perciò ha un suo parrucchiere personale? Sì, certo. Ah, e dov'è? Coiffeur. Là. Francia, l'hai capito? Vabbè. Ci racconti le sue indagini? Sapete, il mio mestiere è quello di risolvere i misteri, quelli del presente e del passato del Ceruntio. Ho scoperto tantissimi Signor Mariello, Mannaggia la miseria, mannaggia. ma cosa è successo? No, niente, scusate un secondo, ma La vibrazione del telefono? no, è che per l'occasione mi sono messo un intimo nuovo, che è un po' troppo esuberante. Scusate un secondo che adesso devo un attimo interloquire col mio intimo. Mannaggia, come lì? non sta fermo. Scusate, stai a cuccia! Guarda che sono qui in piazza, non vi dico. Stai a cuccia! Poi ti do una croccantina, ti porto a fare i bisognini al parco. A cuccia! Ma che intimo è? È un boxer. È cucciolo, è ancora cucciolo. Signor Mariello, ma si porta con lei il famoso... Sì, volevo presentarvi colui che è stato il primo a fotografare gli alieni. Gli alieni? Qua a Novi Ligure. Mamma mia, e come si chiama? Un fotografo. Chiamato UFO. Un fotografo. Eccolo qua. Un fotografo. A che numero deve arrivare? Ma fare il fotografo è stato sempre il tuo obiettivo? È solo questa battuta. Ve l'ho detto. Bene, ho scoperto tantissimi misteri in giro per il mondo. Sì. Grazie alla mia macchina del tempo. Ah, che macchina è? Una Panda dell'82, ma non è stata l'unica macchina del tempo che ho avuto. Per esempio ne avevo una che faceva così, e 5, 6, 6, vai dritto, fai la rotonda, gira a destra, gira a sinistra, vai dritto, vai sul ponte, giù dal ponte, e 5, 6, 6, Ma che macchina è? l'alritmo. Era così, faceva così. Ne avevo una, amici, che andava a formaggio. Che macchina è? La Topolino. Vabbè. Dopo 50 metri Che è successo? si è fonduta. Ma scusi, ma la Topolino non può circolare più? Può circolare. Ma non è la marmitta in Ma regola? se ti dico che può circolare anche nel 2015, può circolare. Ma scusi, la Topolino che euro è? Euro Disney. Mariello Prapapappo, ogni mistero è svelato sul palco di... Ho scoperto tantissimi misteri. Brava. Ti ho visto. Cosa ha detto? Cincillava. Lo faceva anche meglio di me. Chi, lei? Sì. Cincilli? Hai visto?
Hai la cervicale però tu, hai problemi con la cervicale. Anche. E pensate, ho scoperto tantissimi misteri. Per esempio, ho scoperto un mistero per i più piccolini. Per te. Non sono strabico, con te ce l'ho. Pensate che io ho scoperto che esistono davvero i personaggi di fantasia. Esistono davvero! Non è vero che sono di fantasia. Pensate che io ho visto con i miei occhi la principessa sul pisello. L'ho vista con i miei occhi! Amici, appena l'ho vista mi sono spaventato così tanto che ho fatto un salto in alto di 15 metri e ho cacciato un urlo che mi hanno sentito fino a New York. Vabbè dai, adesso si spaventa per la principessa. No. No. Amici, ho scoperto... Cosa vuoi tu? No, stanno dicendo per cosa. Amici, ho visto anche un'altra creatura leggendaria. Sono stato il primo a vedere lo Yeti, Mamma mia. l'abominevole uomo delle nevi. Lo Yeti? L'ho scoperto proprio poco tempo fa, Ma quando? l'altro Yeti. Sono andato sull'Himalaya, 8000 metri. Sono salito sull'Himalaya così. Mi sono messo dietro un'asta di ghiaccio a aspettare che arrivasse lo Yeti. Mamma mia, un freddo, eh? Un freddo, c'erano meno 255 gradi Fahrenheit. Bacco. Ero così che ghiacciavo, il primo giorno non l'ho visto. Il secondo nemmeno. Il terzo giorno mi sono fatto un infuso di erbe locali e ho visto lo Yeti, Mazinga Z e Power Ranger e mi sono sposato Violetta. Mistero Si è risolto! Mariello! Sono più bello. Non fa ridere? Cosa? La canzone? Infatti fa cagare, glielo volevo dire? Quanti anni hai? Quanti anni? Pochi. Pochi. E con quegli anni rimarrai. Come ti chiami, piccolino mio? Come ti chiami? Davide, Davide. sei qua di Novi Ligure? Dal latino. Già l'ho detto prima. Allora amici, No, devo dire che Mariello, volevo dire una cosa, Sì. che poi a parte le battute, però i bambini sono il sale della vita. Appena bolle l'acqua, tutti dentro. Stai zitto! Mamma mia, mi fa venire i 75 minuti. No, guarda che Mariello si dice 5 minuti. Ma io me la voglio prendere con calma con questo bambino qua. Proprio con calma. È alla mia portata. Basta. Allora amici, devo dire che la vita dell'avventuriero non è tutta rose e fiori. Capitano anche delle disavventure. A me è capitato per esempio una disavventura incredibile. Ero nel mare dei tropici. A un certo punto sono arrivati dei banditi su una nave che mi hanno rapito. Mamma mia. E per 60 giorni mi hanno fatto fare ginnastica 24 ore al giorno. Ma chi erano questi qua? I Pilates dei Caraibi. Una paura fottuta, ma ero informissima. Mamma mia, si vede che è bello tutto rassodato in ginocchia. Certo. È stato Mr. Gamba 2007 Colorado, Mariello Papapappo 2007? 2008. 2008? Quello che Fino al vuoi. fino al 2010. Amici, scusate, ora vi devo dire un'altra cosa, che grazie alle mie macchine del tempo ho cambiato l'esito della storia. Lo sai? Hai caldo, tesoro? Ma perché stai ridendo tanto? Come mi pigliano per il cuore qua a Novi Ligure, veramente? Non c'è nessun altro posto! È incredibile, Mariella. Come ti chiami tu? Andrea. Un trans. Andrea, ma che cosa fai nella vita? Studi cosa studi? Arte. Un modo per dire che non fa un Un cazzo. Vabbè, no, Politico, tanti in bocca al lupo. Allora, grazie alle mie macchine del tempo ho cambiato l'esito della storia. Per esempio il prossimo anno, se guardate i libri di storia, c'è scritto che il primo uomo ad andare nello spazio non è stato Yuri Gagarin, è stato Mariello Papapappo. Ma no, ma non dica... non- Sì, sono stato io! Non svi bambini. Allora, ho messo la macchina del tempo nel 1961, mi sono catapultato in Russia, di fronte all'astronave Soyuz che stava partendo per lo spazio. Mi sono avvicinato verso l'astronave, così, a un certo punto mi ha fermato questo astronauta e mi fa no!
Tu non puoi salire. Scusa, perché non posso salire? Levati. No, non posso salire. Faccio, perché non posso salire? Tu chi sei? Io sovietico. Scusa, chi sei? Io sovietico. E io gli ho detto, e io sono Mariello. Levati. Insomma, e devo andare allo spazio. mi sembra giusto. Lui mi fa, no, non hai capito. Io Gagarin. Tu Gagarin. Oh, Gagarin. Bene, vai in fondo a destra, io ho detto. Anzi, se devi Gagarin, mi sono talmente arrabbiato che ho detto, se devi Gagarin, con questa astronave vattene in Indonesia, che lì è perfetto. Ma perché, scusi, l'Indonesia? Perché c'è Giacarta. Mariello! Fate un applauso, mistero risolto! Ora però, amici di Novi Ligure, voglio rendere mitico questo palco. Voi sentite tutto? Sentite bene? Tutto bene lì? Sì, a posto. Volevo rendere mitico questo palco qua della piazza di Novi Ligure perché volevo fare un viaggio insieme a voi, un viaggio indietro nel tempo di 2000 anni. Per Bacco, Torneremo ai tempi dell'ultima cena Attenzione. per scoprire un mistero incredibile. Si sa tutto dell'ultima cena, chi erano, quanti erano, cosa hanno mangiato, ma non si sa una cosa. Quale? Chi ha pagato l'ultima cena e noi lo scopriremo qui. a Novi Ligure. Facendo una seduta, Ah, lei ne fa tante durante il giorno di sedute? una al mattino dopo il caffè. Ah, Sono regolare, ecco. e dopo cosa fa? Apro le finestre, Ah, beh, che se no non si può stare. Anche loro hanno aperto le finestre. State in campana, eh? Ma avete l'aria condizionata? Cioè lui ha gli stessi anni del palazzo, lui. Quando ti fanno così cosa vuol dire? È un formaggio. Ah, formaggio. Una cacciotta. Facciamoci i cazzi nostri che è meglio. No, non c'è da rivolere i proiettili. Allora amici, adesso A posto. vi chiedo il massimo silenzio, chiedo anche alla possibilità, ecco, la fontana di non... Così, bravi. Ok. Adesso andrò in trance Metodo particolare? classico, Classico. quindi vi chiedo la cortesia di incrociare tutti quanti le dita. Incrociamo le dita, ragazzi, incrociamo le dita. Incrociate tutti quanti, vi voglio tutti con le dita incrociate! Anche voi sul balcone. Mariello, sul balcone. Vedi cosa? Anche tu, sul no così, No! No! Guarda che salgo! Sempre il Papa là sopra. Mi parlano. Aio. Aiuto! Stanno in mansarda. Ma che vaffa. È tua questa battuta, non falla. Incrociamo le dita, signori, adesso voglio il silenzio massimo e andremo a scoprire chi ha pagato l'ultima cena. Attenzione ragazzi. Silenzio assoluto. Andrea? Scusate un secondo anche di qua dietro. Mariello, cosa è successo? Silenzio anche qua dietro. Al Teresianer. Ma chi c'è là dietro, Mariello? Silenzio. Ma mi sono arrabbiato, hai sentito come mi sono arrabbiato? Caspita, non l'ho mai vista così arrabbiata. Sei tu che hai pagato l'ultima cena. Se ci sei, batti un colpo. Fallo un'altra volta e ti ritrovi da Renzano. Sarà la... Attenzione. Sei tu che hai pagato l'ultima cena. Se ci sei, dacci un colpo. Signori, attenzione perché Mariello sta entrando in trance. No, è il contrario, è il trans che sta entrando. Mamma mia che paura! Che è successo? Amici, mi ha parlato colui che ha pagato l'ultima cena. E cosa le ha detto? Mi consente? Prossima volta paga con Falonieri. E Gribio! Mistero risolto! Guardatelo bene perché è l'ultima volta che lo porto con me.
Amici, passiamo adesso a un momento caratteristico, le letterine da casa. Ci avete scritto veramente 1200 almeno. uno, sto cazzo qua. I Pokémon, eccoli là, i Pokémon. Mi scrive l'autista dell'ambulanza di Novi Ligure, Chi è? Nino Nino, e mi scrive insieme a quest'altro ragazzo che fa sempre il tifo per il Novi Ligure. Ah sì? Lui si allena tutta la settimana a fare il tifo per la squadra del cuore. Ah, e chi è? Ale OO. Siamo così, Ale OO. Ale oh. E mi scrivono, caro Mariello, siamo tuoi fan Bau Bau. Cioè? Accaniti. Ci sai dire cosa c'è dietro la Gioconda? Ecco, cosa c'è? Il muro. Ah, No, faccio. Adesso mi scrivo questa ragazza che saluta tutti appena arrivate qua in piazza. Sì. È proprio qua di fronte che saluta tutti, saluta. È tutto il giorno che saluta tutti. Ah, che bello, chi era quella lì? Hello Kitty. Che però, amici, vi devo dire anche questa cosa qua. È insieme a un'altra ragazza che però non ve la filate mai. E questa ragazza lì da sola nell'angolino, nessuno la saluta. Chi è l'altra? Kitty caga. C'è scritto così, Kitty caga. Poverina. Che è successo? Come hai applaudito tu? Ti ho visto. Ripeti, la Ma ragazza... era lì, vedete come faceva? Che cazzo finisce sto spettacolo? E mi scrive... Mariello, perché è già in pigiama, lo vedi? C'è già il lo so, pigiama. lo so. Allora, mi scrive queste due ragazze mi scrivono: caro Mariello, cosa disse Gesù alla Maddalena? Che disse? Mi piace un casino la Sardegna. Ah, la Maddalena era una... E per ultimo È sua, È sua. mi scrive questa mia amica che è bionda ossigenata, Sì, bionda ossigenata. Sì, bionda ossigenata. E qual è il suo vero nome? Bruna Sotto. Bruna. Se è ossigenata è... E mi scrive insieme a quest'altra sua amica che ce l'ha profumatissima. Chi è? L'ho lavata. Lola. Lola. E mi scrive, caro Mariello, qual è quell'animale mitologico che pagava per accoppiarsi con le donne? Qual era? Il mignottauro. Mistero risolto! Risolto! Sigla! Mariello! Fatemi sentire! Amici di Novi Ligure! Anche lui, il Papa! Mariello Papapappo ritorna alle sue avventure. Bene, andiamo a sfumare. Beh, ragazzi, ci stiamo divertendo, no? Cioè, voi siete qui questa sera perché guardate la televisione. Che è successo? Lo facciamo? Sì, c'è un grande. Ah, vi state facendo i cavoli? Faccio le foto! Un Tu foto- parla! No, facciamo doppio spettacolo. Beh, Francesco è andato via. Se non entri dentro qui non... portatele tutte dentro, Gianlo. Sempre i bambini, tu quali devi prendere gli 80 euro? Tutti di monetine da €1, tutti qua, uno dietro l'altro. Signori, l'anno scorso, 2 anni fa, non ci andava più bene Berlusconi, vi ricordate? Fuori di ballo, Berlusconi ha detto: Gribio, non mi volete più come Presidente del Consiglio, faccio il Papa. Minchia Razzi che ti fa fanculo. E si dimise subito. Che poi ci siamo cagati tutti addosso quando l'anno scorso il Camerlengo ha aperto la finestra qua il Papa, no? E pronunciò il nome del nuovo Papa, vi ricordate? Disse: il nuovo Papa è il Cardinal Ber? Mica c'era Berlusconi a casa che mangiava di scribbio. Dicevo, vuol dire che mi fanno Papa veramente. Si era già scelto il nome, si sarebbe chiamato Pio Tutto. Ho detto, che cazzo. Invece, caspita, abbiamo avuto tanti governi, abbiamo avuto anche un ministro. Un ministro che a giugno ha dichiarato: io credo nello sviluppo. Brunetta. Minchia, in 1,40 m io credo nello sviluppo. Che cazzo di sviluppo che sei 1,40 m? Lui è veneziano di origine, si è messo 2 volte in lista a Venezia per fare il sindaco. I veneziani non l'hanno votato, hanno pensato: metti che c'è l'acqua alta, ce lo perdiamo sto coglione qua. C'è nell'acqua alta. Che poi avete visto che si è sposato Brunetta l'anno scorso, questa donna alta, 1,80 m. Sono andati in viaggio di nozze. La ragazza del check-in li ha guardati e fa: signora, quello lì lo può portare come bagaglio a mano, cazzo, la scambiate per il trolley. Sono andati in viaggio di nozze a Desenzano, a Gardaland, tanto Brunetto non ha pagato sotto il 1,80 m. Sono andati all'Italia in miniatura a Rimini, si è ritrovato davanti al Duomo, ha detto: cazzo, sta casa me la compro. Però quando sono tornati dal viaggio di nozze, Brunetta ha detto: al posto di questa donna avrei voluto sposare la sorella di Kate Middleton,
La pippa. Immaginate Brunetta sposata alla pippa, al governo italiano avremmo avuto una pippa e una mezza sega in questo caso. Fate un applauso, mannaggia la miseria, mannaggia. Però... Tu sei nonno, Francesco, c'è la cosa. Guarda, io ti voglio dire due cose su mio nonno. Io ho perso mio nonno a 85 anni, ragazzi, però era uno che aveva perso anche la vista. Nonostante che aveva perso la vista, ragazzi, girava ancora col cane. Lui andava in discoteca, prendeva il cane per la coda e faceva così. Dici che dava un'occhiata in giro. Però la scena più bella di mio nonno col cane è mentre camminava per strada, a un certo punto il cane sbadatamente l'ha portato a sbattere su un palo. Puff, la maronna. Però mio nonno, bontà d'animo, prende un cioccolatino e glielo dà. Un passante gli fa: ma come? Ma il cane l'ha portato a sbattere sul palo e gli dà il cioccolatino? Fa: ma no, sto cercando di scoprire dove è la bocca, che gli devo dare un calcio nel culo a sto bastardo. Ma è così, è così. Francesco, qui siamo in Piemonte, è vero? Qual è il vino che si beve di più qui a Novi Ligure? C'è il cioccolato buono, c'è a Novi, giusto? C'è il cioccolato, però e il vino qual è? Il Barbera, il Barbera. Per esempio la nostra amica del Marocco, da quanti anni che sei allora? 8 anni. 18 anni, ormai sei novese. Ti piace il vino? Non lo bevi. Però senti parlare dei vini. Un Barbera va bene. Quais. Allora. Finiamo con questo Gattuso, un vino buono che ti bevi tu nel Piemonte. Grazie. Il Barbera. Signore, attenzione perché adesso vi sto per presentare un grandissimo personaggio di fama internazionale. Lui gira il mondo dispensando seminari per quanto riguarda l'enologia. Questa sera per voi qui a Novi Ligure Chicco D'Oliva. Facciamo un grandissimo applauso. Beh, veramente che calore! Beh, veramente che calore! Mi fate sentire in calore, amici! No, signor Chicco. Siamo qui a Novi Ligure. Novi Ligure si trova in estate in Piemonte. Ah sì? E signori, è qui che nasce il vino principe della regione Piemonte. Quale? Il Cannonau di Sardegna. L'unico vino che si fuma, il Cannonau. E qui? E devo dire che fin da piccoli, Signori, queste sono le nuove frontiere dell'enologia. Io avrei bisogno per questa degustazione un aiuto esterno, avrei bisogno di una assistente. Vieni. Una ragazza maggiorenne, maggiorenne. L'abbiamo trovata, sei subito. Vieni, fai pure il giro, vieni. Venga, faccio il giro, signore. Ecco là, chapeau de poisson. Cioè? Capa di cazzo. Anche il marito dov'è? È il fidanzato? Bene. Vieni. Di corsa. Vieni. Pinocchio. Venga signorina, venga. Lei può andare dappertutto così. Un po'. Sono felice come un bambino. È andata bene la vendemmia quest'anno. Allora, niente, quindi adesso assaggiamo queste tre bocce, questa boccia. Scusa, come ti chiami? Maria Rosa, vieni da? Novi Ligure, che cosa fai nella vita? Lavoro, impiegata. Impiegata, sei fidanzata? Sì. Tuo fidanzato è qua? Sì. Dov'è? Come si chiama? Dov'è? Alessandro. Ciao Alessandro. Ciao, dove sei Alessandro? Ah, eccolo lì, è lui. Ma dov'è? È lì. Con la mano. Ma alza le mani, cazzo. È lì. Ah, ciao Alessandro. Mica è grosso. Infatti cazzi tuoi, che è meglio. Allora, Maria Rosa, tu bevi? Si vede? Lo dicevo così. Ti chiedo se mi puoi fare da assistente, quindi se per favore puoi tenere in mano, ecco questo, come disse Cicciolina. No. Allora, signori, andiamo dritti, versiamo il vino, signori. Lo verseremo con una tecnica molto particolare, una tecnica che ci ha tramandato l'antico popolo dalle 40 dita. Che popolo era? Gli ottomani. Ah, beh. Ci siamo matematicamente? Sì. Prima però di versare il vino devo fare una piccola cosa. Maria Rosa, giusto? Maria Rosa. Devo esorcizzare la bottiglia, quindi chiedo a questo simpatico ragazzo di tenere in mano la bottiglia. Non prendere l'iniziativa perché sennò parto di capoccia. Tieni la bottiglia verso l'alto. Attenzione ragazzi, non fatelo a casa. Signori, utilizzerò una formula in aramaico antico. Una formula che non fatela a casa, la possiamo fare solo noi sommelier. Va da retro! Attenzione ragazzi.
Ti tiro una ciabattata qua, capito? Vade retro! Vaffanculo! Signori, Abbiamo esorcizzato la bottiglia, e come mai? è una bottiglia dannata. E quindi va essere esorcizzata. Fatelo, fatelo, Dannata. Non siamo qui a fare le mesce al Kung Fu Panda. Perciò signori, attenzione alle lezioni e alla prima tecnica di mescita del vino di Chicco d'Oliva. Signori, guardate, notate il corpo che si protrae in avanti per dare la spinta alla bottiglia che dà al vino una lucentezza diversa rispetto, guardate questa posizione particolare che è una tecnica nuova, È signor un Chicco. vino che va servito a 90 gradi. E Maria Rosa, vuoi provare tu a versarlo? Bene! Benissimo! Oh, io ho guardato il suo ragazzo, non è il mio tipo. Grazie Maria Rosa, grazie. Però Grandissimo vino questo Canonau di Sardegna di Novi Ligure, lo capiamo già a occhio nudo che siamo di fronte a un vino straordinario. Ecco, da cosa lo deduce, signor Chicco? Lo capiamo dal fatto che questo vino prende esattamente la forma del bicchiere in cui sta. Andiamo all'analisi olfattiva, andiamo a capire che cosa abbiamo nel Signor bicchiere. Chicco, mi perdoni, ma questo qui c'è due categorie. Questo è il vino Assolutamente sì. fermo o mosso? È fermo, Questo è fermo. Se fosse mosso? così. Sono proprio le due tipologie. Vabbè, se non è zuppa è... Andiamo all'analisi olfattiva. Signori, Strangers in the night, I'm so sorrow, strangers in the... scusi, cosa fa? Lo faccio decantare? È tutto così, non va a migliorare. Oddio. Signor Chicco, la stanno abituando agli schiaffi. Scusate rido, ma perché so già quello che farò. Sono un coglione, veramente. Se è vero che i coglioni sono due, io sono quello sinistra. Maria Rosa, tu sei in mezzo. Non facciamo battute, che non è il caso. Non facciamo battute banali. No. Anzi, Maria Rosa, vieni avanti e stai dritta, Andiamo all'analisi olfattiva. Qua stavano tutti dormendo, poi si sono svegliati tutti. Signori, notate, la prima tecnica a livello olfattivo. A livello olfattivo. Oh! Dietro! Signori! Scusate. Che è successo? È un vino con le palle. I sentori sono quelli classici di un vino così importante. Si sentono molto bene sentori floreali di rosa, viola, dedalo, sandalo, infradito, di scarpa da tennis e d'altronde in vino... Veritas. No, Adidas. Perché lascia le tre strisce, non so se si vedono. Sì. Questo vino però ha una caratteristica molto importante. Ha gli stessi sentori, oltre che a livello olfattivo, anche a livello papillare e gustativo. Dunque andremo a sentirlo in bocca. Come disse Cicciolina. Bene, allora sì. Signori, ultima degustazione, guardate bene la lucentezza del vino. Vengono sicuramente confermati i sentori che abbiamo precedentemente olfattato. Sì. I sentori sono fruttati in maniera molto forte. Frutta di stagione come l'albicocca, la pera, la pesca, la mela, la pescanoce. Sento anche in un secondo momento intensi sentori di frutti di bosco come il lampone, il mirtillo, il ribes, la mora. In un terzo momento un intenso sentore di frutta tropicale come l'ananas, la papaya, l'avocado, il mango. Senta, l'uva? No, non si sente. Scusi, l'uva è il frutto... E se non si sente, non si sente, mi scusi. Ma è il finale intenso. Un finale intenso e croccante di crusca di prugna. Dunque? Fa cagare, sì o no? Ci sono pochi vini che mi fanno cagare come questo. Insomma, ma che vino Va è bene, questo qui che abbiamo dato a Chicco d'Oliva? È il numero 1 del mondo. Ciao Chicco, che mi corregga, ma questo vino è il vino più bevuto dai parrucchieri? Sì, è un frangiacorta. C'è proprio scritto qua, frangiacorta. Frangiacorta. Maria Rosa? Signor Chicco, quest'anno il Piemonte, più precisamente questa zona, ha prodotto circa 1.400.000 litri di vino. 1.434.755.442. Giusto, Maria Rosa? Per essere precisi, sono un po' pignolino io, Ok, senta, ma a sua volta il piemontese è la persona fisica che beve più vino in Italia oppure c'è tipo il lombardo, il ligure? No, perché noi abbiamo fatto un studio genetico sulla popolazione italiana, abbiamo estratto da un campione della popolazione
distribuita su tutto il territorio nazionale, abbiamo estratto il DHL Scusi, il DNA. e l'abbiamo fatto col Corriere Espresso noi. Più veloce. Più veloce. Abbiamo scoperto che la regione dove si beve di più è l'Umbria. Perché in Umbria? È pieno di umbriaconi. Cioè proprio l'abbiamo scoperto. Chicco d'Oliva! Grazie. Fatelo! Però, signor Chicco, volevo mettere alla prova la sua fama di intenditore di vini, ma Beh. soprattutto di vini rossi. Certo. Allora, io amo i famosi chateau rossi francesi. Ok. I grandissimi chateau. Ok. Io sono un fan dei vini francesi. Sì, allora, per esempio, mettiamo Maria Rosa, tu sei piemontese, no? Consigliami un primo piemontese. Ravioli. I ravioli. Allora, signor Chicco, con i ravioli, che chateau posso abbinare? Beh, uno chateau molto profumato, uno chateau Margaux. Uno chateau Margaux. Invece un secondo? Col cosa possiamo... Beh, un vino più strutturato direi uno chateau Lafite. Uno chateau Lafite. Invece poi alla fine un bello chateau, magari bello rosso, mentre là sono lì che guardo il televisore davanti sul divano. Uno chateau Dax. Quello è il migliore che c'è. Signori, è il numero uno, Non siamo qui a fare scarpe di piedi. Non siamo qui a fare... Allora, niente. allora, grazie Maria Rosa, io volevo farti un regalo insieme a tutti coloro che sono venuti qua questa sera. Io volevo farvi un regalo, io scrivo su una rivista, Ah, lei è il curatore? sono etero, il curatore sarà lei. Ascolti, curatore nel senso che redige gli articoli, li scrive lei, Ah, sì, cura. bravo, curo. Signori, quindi io scrivo su questa rivista di distillati e alpinismo. Come si chiama? Aggrappati. Quindi mi raccomando, all'uscita della piazza c'è la fidanzata di Gianni che ve la darà. Oh. La rivista. La rivista. Maria Rosa, io per te ho un regalo per essere stata così simpatica, il mio libro Che tracannata signori, un libro che io ho scritto 4 anni fa e un libro che è andato a ruba. In che senso? E la gente alle librerie lo rubava. Semplice. Quindi la casa editrice è fallita, ho rilevato io la rimanenza e quindi ti faccio dono di questo libro. Mi raccomando, leggilo. La prefazione è di Diego Abatantuono ed è la parte forse più divertente del Più libro. divertente. Grazie, facciamo un applauso a Maria Rosa che è stata così simpatica. Che viene da Novi Ligure. Grazie. Grazie Maria Rosa. Grazie. Maria Rosa di origine danese. Danese? Sì. Di dove? Chiappenaghen. Vista da dietro mi sembra proprio di Chiappenaghen. Ciao Alessandro. Allora amici, Alessandro ha fatto così. non vuol dire la cacciotta come va. Signori, allora abbiamo deciso per il prossimo anno di ampliare Sì. lo spazio dedicato allo spettacolo, quindi di ampliare la piazza. Abbiamo deciso insieme alla giunta comunale di tirare giù questi palazzi e di aprire proprio, fare uno spazio, proprio un open space. Perciò cominciate a scendere. Mi raccomando, abbiamo deciso di buttare giù tutto, aprire almeno di una 1500 metri quadrati e grazie alla rubrica Di Tappo raccoglieremo dei fondi grazie alle telefonate da casa. Ah, Quindi sì. mi raccomando, telefonate se volete avere più spazio per la festa del prossimo anno. Apro il canale delle telefonate. Vai a aprire il canale delle telefonate. Pronto, chi abbiamo in linea? Aspetta, fammi arrivare almeno. Aspetta. Drin drin. Sì, ciao, chi sei? Ciao Chicco. Ciao. E sono Gigi da Lassio. Il cantante. Ciao Gigi, non dirgli mai. Ho tutti i tuoi CD masterizzati, bravissimo. Chicco a Lassio in Liguria. Sono Gigi, un famoso enologo ligure. Ah, chiedo scusa per il laps, sono contento che un collega chiama Sono un suo collega, volevo fare una domanda tecnica, Belin. e siamo qui apposta. Ascolti, Chicco. Sì, Nelle nostre tenute... Aspetta che non si legge un cazzo qua dietro. Chicco, sì, aspetta. muoviti. Nelle nostre tenute di uve, merlot e cabernet, vaffanculo. Se domani mattina qualcuno passa sull'A7, Avete gli occhiali? lo trovate legato al guardrail. Chicco, Sì. nelle nostre tenute di uve, merlot e cabernet vogliamo fare un vino ben strutturato. Strutturato. Ci consiglia la vecchia tecnica della fermentazione in botte grandi o la nuova tecnica Passiamo alla prossima telefonata, grazie. Pronto? Drin drin. Chi è? Ciao Chicco. Chi sei? E sono Iole da Trento. Veramente stiamo facendo l'Italia in lungo e largo, ci chiamano dalla Sicilia. Bene, ora Iole, dimmi. No, sono una trentina. Bene, siete un gruppo? Allora,
Facciamo così, parlate tutti assieme, perché sennò non si capisce nulla. Chicco, Sì. sono stata in vacanza in Messico e ho bevuto un vino che aveva in fondo alla bottiglia un verme. Il vermentino, facile questa. Regia, filtriamo le telefonate, pronto? Pronto? Chi è? Ah, aspetta, prima drin drin. Drin drin. Pronto? Aiu! Oh, Chicco d'Oliva! sono io. E buonasera! E buonasera. Sono Gavino della Sardegna! Ciao Gavino, da dove chiami dalla Sardegna? Dalla Sardegna chiamo, mi chiamo Gavino! Non dico da che città della Sardegna. Mi chiamo Gavino, chiamo dalla Sardegna! Capito, ci sarà un posto da dove sta chiamando. E che ne so, sono 5 anni che sono al buio bendato qui! Filtriamo le telefonate, pronto? Drin drin. Chi è? Pronto, sono in linea? E non lo so quanto pesi. Devo dire non è la sede adatta, stiamo facendo una rubrica sul mondo del vino. Buonasera, Chi è? Senta, mi chiamo Francesco! Ciao Francesco. Senta, sono un noto playboy di Novi Ligure, Oh, un playboy di Novi Ligure. Senta, Sì. io sto uscendo con una bella ragazza, che però non ci sto. E vabbè, può capitare, non tutte le donne possono cadere ai tuoi piedi. Allora ho scogitato un piano, Dimmi. la porto fuori a cena, Sì. la faccio bere un po' più del solito, così poi si è spostato il ponte, aspetta. Così poi posso approfittare di lei. Benissimo, faccio anch'io così, almeno un paio di bottiglie di rosso. Signor Chicco, mi consiglia un vino buono, ma così buono che non ti staccheresti mai dal bicchiere? Il Vinaville, vedrai che per un paio di settimane sei a posto. Pronto? Drin drin. Chi è? Pronto? Buonasera, mi chiamo Lino, chiamo da Bari. Lino da Bari. Ciao Lino. Senti, domani festeggi 20 anni di matrimonio col mio angelo. Una coppia gay. Allora, Lino e Angelo. Benissimo, sono contento per la vostra felicità. Ma no, Angelo, la mia fidanzata. Abbiamo capito. Dimmi. Senti, Chicco, Sì. mi consigli un vino per la prima notte di nozze? Il... Mi puoi rifare la domanda? Mi consigli un vino per la prima notte di nozze? Il vin groppate. Quello va benissimo. Pronto? Drin. Drin è nata a voto Drin. Con chi ho il piacere di parlare? E buonasera, senta, io mi chiamo Francesco. Sono il capitano di una nave. Che tipo di nave? Un mercantile, una nave da diporto? Uno yacht, un galeone? Ah, volete sapere che nave è? Sì, ma giusto perché sono un appassionato. Aspetta un attimo che lo chiedo ai colleghi che non mi ricordo un attimo. Voglio, che cazzo di nave è che stiamo guidando qua? Schetti, che cazzo sapi tu su capitano? Schetti, cioè voi non sapete che nave è che? Ci ha già guidato, già sta cazzo. Signor Chicco? Si vede che sto qua, sì? No, non ti vede nessuno. Signor Chicco, anche i miei colleghi non sanno che nave è questa. Sì. E almeno su questo siamo concordi. Filtriamo le telefonate, pronto? Drin drin. Chi è? Ah, salve Chicco! Chi è? Ma sto parlando col grande Chicco d'Oliva? L'unico e inimitabile. Il mitico urologo d'Italia 1? E pluripremiato. Ma vattene a fa. Sigla! Gianluca Impastato Show! Astone! Vai nomi! Fammi sentire, amici di Novi Ligure! Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see it. Through the curtains of the waterfall. Facciamo una ola! When I lost it, yeah, you held my hand, and I touched Possiamo it. fare di meglio! Don't understand you were waiting as I dove into the waterfall. Check this out! Anche voi! So say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say. Andiamo a sfumare! Andiamo a sfumare! Aspetta, Allora. ragazzi, quando dico sfumare, non dovete sfumare. Allora, amici, siamo arrivati alla fine di questa serata. Vi chiedo una cortesia. Allora, le ultime notizie. Allora, dopo ci saranno gli autografi, tutto quanto. Vi chiedo una cortesia sola. Cerchiamo di essere ordinati, ci sono tantissimi bambini. Cerchiamo di non accalcarci tutti dove c'è il gazebo. Quindi vi chiedo una cortesia: se volete fare le foto o acquistare i libri, vi chiedo una cortesia: spostatevi tutti da questa parte, Sì. perché io ho parcheggiato lì. Quindi mi raccomando, tutti da questa parte. C'è ancora il motore acceso. Esatto. Allora, la nostra tournée prosegue.
prosegue. Se avete voglia di venirci a vedere domani sera siamo a Reggio Calabria, quindi i pullman partono da Gavi. C'è da Gavi Reggio Calabria. Gavi, esatto. E poi detto questo c'è ovviamente il libro. Se qualcuno ha voglia di acquistare il libro, è un libro che io vendo alla fine delle mie serate, il prezzo di copertina è di 12 euro. Io, se qualcuno ha voglia di un ricordo, ve lo cedo a 5 euro. È un prezzo fantastico. Solo per voi stasera. E per l'occasione questa sera, occasione delle occasioni, solo per voi di Navi Ligure, un libro 5 euro, 2, 10, 3, 15. Quindi mi raccomando, se avete voglia, sarà Gianni qui mentre faremo le foto. Sì, mi metto sulle scale poi. La cosa che mi piace dire di questo libro è che il ricavato, l'intero ricavato della vendita dei libri va ad un'associazione che ci tiene compagnia tutta la vita, da quando nasciamo fino alla fine dei nostri giorni, perché l'intero ricavato, e sono orgoglioso di poterlo dire, tutto il ricavato va interamente a Equitalia. Neanche un centesimo rimane. Che ci tiene compagnia anche dopo la morte. Anche dopo, cioè proprio... Non ci molla. Quindi mi raccomando, acquistatelo se avete voglia, io poi ve lo firmo e tutto quanto. Sì, ce vuole. Però già, io vedevo questa piazza meravigliosa con questa architettura bellissima. Ti ricordi quando siamo stati in Sicilia, no? Sì. C'era una piazza Noto, che era famosa per il barocco, era tutto così. A un certo punto al sindaco gli avevamo detto: sindaco, questa piazza è meravigliosa, si vede proprio la mano dell'architetto. Il sindaco gli fa: ma perché l'abbiamo seppellito male? Sono cose che capitano. Però diciamo, è bella questa architettura più o meno. Comunque allora, chiudo dicendo una cosa molto importante. Colorado ritorna a settembre con delle grandissime novità, non ci sarà più Paolo Ruffini. Sì. Sì. Ci sarà Miguel Bosé. Vabbè, ma chi cazzo ti chiede qualcosa a te? C'era Cristiano Malgioglio. No, allora, cominceremo dalla fine di settembre, presenteranno Colorado Luca e Paolo. Non è male. Mi piacciono, no? No. Te col cornetto in testa? C'è il bombolone in testa. Quindi mi raccomando, da fine settembre ricomincia Colorado. C'è una cosa che però vi voglio dire, anche qui a Novi Ligure voglio fare questo appunto. Io faccio Colorado dal 2003, sono passati 12 anni, ho visto passare comici, conduttori, di tutto. Tu hai fatto Colorado per tanti anni, volevo ricordare una cosa veloce già. Anche io da settembre farò su Rai 1 con la Clerici la prova del cuoco. Cosa farai? Il finocchio. Ma ti inseriamo così per adesso, poi vediamo. Beh, diciamo che sei portato, diciamo. Sì, quando faccio... No, applaudite! Perché sennò poi continua. Grazie. Poi ve l'ho portato a casa voi stasera. Grazie. E anche oggi, come tutte le volte che io vado a fare spettacoli in giro per l'Italia, c'è sempre qualcuno che viene vicino a me e mi dice: bravi a Colorado, bravi Pucci, Pinto, Scubelli, bravi. Però dimmi una cosa. E poi mi tira dentro col gomito e dice: ma dimmi una cosa, ma Belen com'è? Allora vi voglio dire questa cosa qua. Voglio rispondere pubblicamente a questa domanda dicendo una cosa. E soprattutto i maschi, non fatevi ingannare dalla bellezza delle donne di spettacolo. Non fatevi ingannare. No, ma perché lo dico perché le donne che fanno televisione sono donne che per andare davanti a una camera in uno studio televisivo passano 3-4 ore al trucco. Hanno uno stuolo di truccatori e di parrucchieri che non avete idea. Hanno tanto così di trucco, tanto così. Non sto scherzando, tanto così. E vi giuro, non sto scherzando, tanto così. Per farvi capire, Platinette e anoressica. Cioè, ci siamo capiti? Quindi le vere bellezze siete voi. Fatevi un grande applauso. Le donne che sono qua questa sera. Siete molto più belle delle donne di spettacolo. Finiamola con la bellezza effimera. E per rispondere all'amico che mi ha detto come Belen, te lo dico io: Belen la mattina quando si sveglia ed è senza trucco è così. Gianluca è passato. Grazie, Show. grazie. Ciao Novi Ligure.
Fra 5 minuti per chi volesse libri, le foto e quant'altro. Grazie. Ringraziamo ancora Fabrizio per l'organizzazione, i tecnici e poi anche la Energy Car, questa concessionaria che ha reso possibile lo spettacolo questa sera. Novi Ligure, vi aspettiamo per le foto e per tutto il resto. Ciao! Fra poco, 5 minuti qua.